Bentornati a Edicola Friuli. Oggi giornata piovosa e noi andiamo in città, in via Lungheria, a conoscere un nuovo edicolante. E di che cosa parleremo? Il numero in edicola questa settimana del Friuli è un numero molto importante, soprattutto per noi di Media Friuli e in particolare di Telefriuli, perché Telefriuli compie 40 anni. Ebbene sì, entra negli ANTA, una delle TV locali più amate, più seguite della nostra regione. La prima messa in onda risale al febbraio del 1978, anno d'oro, e lo dico così per partigianeria in un certo senso, e soprattutto anche, tornando seri, anno d'oro perché è stato quello che ha aperto alle TV private la possibilità di arrivare nelle case degli italiani e in questo caso dei friulani. E allora la copertina non poteva essere dedicata a questa splendida quarantenne, e questo è proprio il titolo. Uno storico traguardo per Telefriuli tra le prime emittenti private nate in Italia e leader in regione, dai successi del passato ai traguardi di domani. E voi sapete quali sono i conduttori e i personaggi che sono passati qui a Telefriuli in questi 40 anni? Ebbene, ecco qua che ripercorriamo un po' la storia della rete a partire da quel 4 febbraio 1978, data in cui è andata in onda la prima trasmissione. Da allora tante rivoluzioni, ma l'attaccamento e l'amore per il territorio sono rimasti i medesimi. La prossima sfida è essere più social rimanendo sempre local. Allora qui vedete al centro un'immagine che vede alcuni della squadra del gruppo Media Friuli, siamo in tantissimi, e qui appunto è narrata un po' la storia della televisione, e vedete anche quali sono stati alcuni dei volti nazionali di questa emittente locale che negli anni ha attratto appunto personaggi del calibro di Sandra Milo. Abbiamo avuto Aveninchi, Claudio Casarsa, il compianto Claudio Casarsa, Vanna Marchi, Marisa Del Frate, Raffaele Pisu, insomma tantissimi. E si va avanti insomma con anche un po' di storia. Il colore prima di tutti, la prima immagine sui teleschermi dei friulani apparve il 4 febbraio, dicevo, del 78, con Nadia Fantoni che annunciava i programmi di Telefriuli rigorosamente in bianco e nero. Beh sì, perché del resto insomma i tempi sono cambiati, adesso la TV è a colori, però all'epoca le prime trasmissioni appunto erano in bianco e nero. Insieme ai tifosi tutte le emozioni minuto per minuto. Qui si parla di sport, da Debrecen alla UEFA, gli eventi di 40 anni di calcio vissuti assieme all'Udinese e alle sue tifoserie. A scriverne è Ezio Maria Cosoli, che spiega appunto il legame anche forte con il mondo dello sport. E qui Casarsa, un pioniere che ha fatto grande la TV. E poi le colonne portanti quali sono? Qui vediamo Isabella Gregorato che il 6 febbraio del 78, quindi 2 giorni dopo la prima messa in onda della nostra rete, pronunciò il suo primo annuncio dalle frequenze di Telefriuli. Di strada ne ha fatta tanta e insomma è una sicuramente delle colonne portanti. E poi anche volti noti e super noti, direi, da Dario Zampa ad Alberto Zeppieri ad Enzo Driussi. E quindi andremo proprio a parlare anche con il nostro edicolante di oggi e gli udinesi di Telefriuli. Andiamo a chiedere qual è il loro presentatore preferito o qual è il loro ricordo di Telefriuli. Parlando invece di cose molto serie, ci trasferiamo lungo le strade della nostra regione. Dopo la crisi ci restano i capannoni. Allora, Alessandro Di Giusto è andato a scandagliare, a sondare com'è la situazione dei capannoni abbandonati. La regione è scossa da un processo di contrazione senza eguali che sta indebolendo il tessuto economico. Sempre più strutture restano quindi inutilizzate e gli esperti invocano un piano regionale di rigenerazione e forti investimenti. Tutto nasce da appunto un viaggio in macchina, una passeggiata a piedi, e basta lanciare lo sguardo oltre la carreggiata per accorgersi di numerosissimi capannoni abbandonati, chiusi, lasciati in balia del degrado, e insomma una soluzione è necessaria per risolvere anche questa problematica, restituire al nostro territorio la bellezza e l'operatività soprattutto di un tempo.
La polvere sotto il tappeto, vi ho detto, oggi andiamo in Viale Ungheria, un'intera zona della città lasciata nel degrado, scrive Maria Ludovica Scinco, residenti e gestori di attività nelle vie principali sono esasperati anche dal disinteresse delle autorità. E qui vedete nella foto appunto alcune zone del viale che sono appunto abbandonate o comunque deserte e come altre molte zone della città ovviamente ci sono delle criticità che andremo anche a vedere con il nostro edicolante. Proseguiamo la nostra invece lettura del giornale con un viaggio nel territorio e ci spostiamo nella destra a tagliamento. Daniele Micheluz fa il punto sul turismo al top, gli stranieri fanno felice Pordenone. I numeri dei visitatori soprattutto in arrivo da oltre confine sono in crescita a merito dei grandi eventi ma anche di una serie di iniziative portate avanti sul territorio ed possiamo assolutamente dire che il Friuli occidentale ma il Friuli Venezia Giulia in generale sta proprio vivendo una stagione d'oro dal punto di vista turistico. E infine vi porto alla scoperta delle pagine degli spettacoli curate da Andrea Ioim e Valentina Viviani. In questo caso Andrea Ioim ci parla di Sanremo. Ebbene sì, quest'anno non ci saremo, ovvero in 68 edizioni il Festival della canzone italiana ha ospitato pochissime voci della nostra regione, anche se non sono mancate le sorprese e ci va decisamente meglio nei concorsi di qualità. Insomma, quest'anno non abbiamo nessun cantante in gara, l'anno scorso è stato l'anno di Lodovica Comello, la San Danielese lanciata da un telefilm Disney e che poi appunto si è affacciata anche sul mondo della musica, ma qui vedete appunto anche quelli che sono i friulani doc come Miani oppure anche quelli di origine come Gino Paoli, Francesco Renga e insomma tanti altri. Abbiamo l'Istriano Endrigo e poi i Jalis Meteore pure sul nostro territorio e l'unica vincitrice nata e cresciuta in Friuli Venezia Giulia che è Elisa. E poi appunto anche qualche anticipazione di quelli che saranno i concerti di quest'estate. Da Vasco a Daznavur l'estate comincia presto e diciamo che comincia presto ma comincia con nomi di grossissimo calibro. Insomma un numero tutto da leggere e anzi un numero anche un po' da collezionare perché insomma si festeggia un importante compleanno. Allora viva i 40 anni di Telefriuli e adesso mettiamoci in marcia, andiamo subito a conoscere il nostro edicolante e ci spostiamo in Viale Ungheria. Venite. Eccoci, giornata piovosa e allora per la prima volta abbiamo l'onore di essere all'interno di un'edicola mobile, come si chiamano? Chiosco, benvenuti. Di un chiosco. Benvenuti e chi è che ci dà il benvenuto? Marco Santuari che è il titolare del chiosco di Viale Ungheria a Udine. Ciao a tutti, sono il titolare di questa edicola da un bel po' di anni direi, che ormai sono uno dei più anziani forse a Udine. Lei per amore da Torino è arrivato a Udine e ha deciso di aprire appunto questo chiosco qui in Viale Ungheria, in una zona centrale. Come è iniziato tutto e come va, com'è la zona insomma? Sì, allora Galeotta fu l'amica comune che ci permise di incontrarci, io e mia moglie, abbiamo provato a convivere a Torino, io sono di Torino e lei non si trovava molto, quindi mi sono spostato io e poi dopo qualche anno ho deciso di rilevare questa edicola, prima attività imprenditoriale per me e speravo fosse un ottimo avvio per poi magari cambiare. Non mi sono ancora stancato, per cui direi che è un'ottima attività, mi piace molto il rapporto con la gente. Allora lei non si è stancato, però abbiamo visto che capiamo perché è anche molto ben voluto e molto amato dai suoi clienti che ne portano addirittura il caffè. Sì, diciamo che comunque mi piace il rapporto con la clientela, anche scambiare due chiacchiere, insomma la battuta. In fin dei conti secondo me siamo l'equivalente del portinaio, cioè quelli che hanno un po' di informazioni del quartiere, scambiano due battute, si parla del calcio, di politica, della situazione della città, per cui siamo un piccolo punto di riferimento per la città secondo me. Questa settimana il Friuli dedica la copertina a una splendida quarantenne, ovvero Telefriuli che
il 4 febbraio 1978 ha mandato in onda le prime trasmissioni. Allora io volevo sapere, anche insomma lei è ormai qua da 18 anni, quindi ha visto almeno metà della storia dei Tre Friuli. Qual è il suo presentatore, conduttore o una trasmissione che lei si ricorda di aver visto, di aver seguito? Beh, allora, le mie origini ovviamente sono torinesi, quindi del Piemonte, e posso testimoniare che anche da noi c'erano queste realtà televisive locali che erano un po' il tesoretto delle tradizioni, il tesoretto delle abitudini, il tesoretto delle caratteristiche locali che non sempre si potevano conoscere. Cito per esempio la trasmissione Lo Scrigno. È una trasmissione che è seguita, che è conosciuta e che piace alla gente andarci, proprio perché il legame telecamera, quindi visibilità con le tradizioni, rende orgogliosi, insomma, di dire faccio parte anch'io di questa regione, anch'io questa caratteristica. Secondo me rendono valore alla televisione, rendono valore, completezza anche al servizio della TV in generale. 40 anni di TV, si riporta bene? Sì, beh, Dio, è un bel programma. Adesso che hanno migliorato, no, la programma, no, è un bel programma, quindi... Quindi secondo lei è importante anche che ci siano queste TV locali che raccontano un po' il territorio? Sì, anche perché raccontano un po' tutto del Friuli, no? Noi qua abbiamo bisogno di raccontare il Friuli. No, la guardo poco, solo quella alla quale ho partecipato io, mi ricordo. Che era per un'associazione di volontariato. Vedo ogni tanto lo sport, vedo il calcio, è un'ottima trasmissione. E anche altre cose, corrispondenze o varie cose di attualità. Io generalmente vedo lo sport quando c'è l'Udinese, un presentatore, adesso non mi ricordo, è alto. Comunque anche lei è una sportiva. Sì. Forse parlare di più dei problemi giovanili dei ragazzi. Cioè effetto giovani ogni venerdì. Le ragazze che parlano, cioè che vengono, rimane soltanto una realtà isolata tra di loro, cioè partecipanti, però non viene diffuso ciò che si dicono. Cioè io sono arrivata, ho scoperto questa cosa, però vorrei che fosse più condivisa. Visto che ha un'attività qui, la via è, insomma, sappiamo, ha subito trasformazioni, tante polemiche, cose. Come si sta? Ma un po' meglio di prima si dice, no? Però c'è sempre trin e tram, su e giù, che questo spaccio, diciamo, sotto. Sì. Però purtroppo non si può fare niente. Cioè, quindi bisogna convivere o... Convivere, se lo Stato non fa niente tocca convivere. Io la guardo, è seguita ed è sempre interessante e poi importante per la città. Ci deve essere qualcuno che porta avanti i problemi della città. Tanti auguri a tutti. Auguri. In bocca al lupo.